Una nuova manovra inizia a prendere forma nei retroscena del Napoli e amplia l'orizzonte del club ben oltre l'attuale finestra invernale. Non si tratta soltanto di risolvere situazioni immediate, ma di anticipare scenari, preparare il terreno e muoversi in modo strategico anche in vista di giugno. Le informazioni sono state rivelate dal giornalista Ciro Venerato durante il programma La Nuova DS, in onda su Rai 2, e aiutano a comprendere come il direttore sportivo Giovanni Manna stia lavorando con largo anticipo sul mercato. Il primo nome che emerge con forza in ottica estiva è Nicolò Zaniolo. Secondo Venerato, c'è già stato un incontro diretto tra Manna e l'agente del giocatore, Vigorelli, durante il quale il Napoli ha cercato di chiarire la situazione contrattuale dell'atleta. Attualmente Zaniolo è legato all'Udinese, che dovrebbe versare circa 10 milioni di euro al Galatasaray per riscattarlo a titolo definitivo. La reazione di Manna è stata chiara e significativa, ha chiesto di essere aggiornato su qualsiasi evoluzione, lasciando intendere apertamente che il giocatore gli piace, e piace anche ad Antonio Conte. Un segnale forte del fatto che il nome sia seriamente monitorato per giugno. Nel frattempo, il mercato di gennaio resta in pieno fermento. L'uscita di Lorenzo Lucca è sempre più vicina e potrebbe concretizzarsi entro 48 ore. Secondo Venerato, esistono accordi ben avviati con il Benfica, con l'ok diretto di José Mourinho e Rui Costa. Il Napoli lavora con l'obiettivo di chiudere l'operazione rapidamente, nonostante l'interesse di altri club, come il Nottingham Forest. Internamente, la dirigenza considera ormai la cessione come probabile e strategica. Il piano del Napoli è chiaro: ingaggiare 2 rinforzi entro il 2 febbraio. Un esterno offensivo e un centravanti. In questo contesto, il nome di Giacomo Raspadori continua a essere seguito con insistenza, ma la concorrenza diretta dell'Atalanta rende l'operazione complessa. Qualora Raspadori non fosse disponibile, emerge un'alternativa interna al panorama italiano, Daniel Maldini, messo sul mercato proprio per liberare spazio in casa Atalanta. Inoltre, Venerato ha fornito una conferma importante che cambia gli equilibri offensivi. Il Napoli ha già certezze sul dossier Malen. L'attaccante dell'Aston Villa, Daniel Malen, è un profilo ben conosciuto da Antonio Conte, che lo ha già affrontato durante la sua esperienza al Chelsea. Malen convince per caratteristiche, esperienza internazionale e capacità di ricoprire più ruoli in attacco, rientrando perfettamente nel tipo di giocatore apprezzato da Conte. Il quadro che si delinea è chiaro: il Napoli accelera le uscite, prepara rinforzi immediati e, allo stesso tempo, si muove in anticipo sul mercato di giugno, con nomi già monitorati e contatti in corso. Nulla viene fatto d'impulso. Ogni mossa rientra in una strategia più ampia, che combina breve, medio e lungo termine. Ora il tempo stringe, soprattutto per il dossier Lucca, e le prossime ore promettono di essere decisive per capire fin dove potrà spingersi questo piano.